Una meravigliosa giornata di sole ed il fascino della Laguna del Cavallino hanno accolto la seconda edizione del premio Alberto Tasca, il riconoscimento speciale a sostegno delle persone disabili, assegnato dalla Fondazione Giorgio Panto al vicentino Andrea Stella, individuando nel progetto Spirito Libero un messaggero speciale di solidarietà. Quest'anno la Fondazione lo dedica ad Andrea Stella, che partirà da questo luogo simbolico per noi molto importante, il luogo dove è anche avvenuto l'incidente 3 anni fa di mio padre. E da qui Andrea parte per portare un messaggio importante di solidarietà della città di Treviso nei confronti dell'Abruzzo. Io quando ho conosciuto Andrea la prima cosa che mi ha colpito è stato proprio lo sguardo, perché è lo sguardo di una persona che trasmette voglia di vivere e grandi sogni, e in questo sinceramente io ho trovato anche tanto di mio papà, perché comunque era un uomo dai grandi sogni, dai grandi valori e sempre in positivo e non aveva paura di niente. Questo secondo me è anche nello spirito di Andrea. Andrea Stella, in compagnia di Omar Papait, anch'egli disabile in seguito ad un incidente, è partito dalla Darsena Marina Fiorita. Un viaggio che li porterà a fare 6 tappe in tutta Italia per dare la possibilità a 600 disabili di vivere gratuitamente una giornata in mare in piena autonomia. 6 tappe in cui ogni giorno avremo a bordo un gruppo di ragazzi disabili, i loro accompagnatori, ragazzi che vengono da associazioni, da ospedali, da centri di riabilitazione, che magari hanno avuto l'incidente da poco e che hanno ancora una visione molto chiusa rispetto a quelle che poi sono le possibilità, perché io ritengo che anche su una sedia a rotelle, se non si incontrano barriere di tipo architettonico, barriere di tipo culturale, si possa vivere benissimo. Io vivo come prima, però devo poter prendere un autobus, devo poter prendere un treno, devo poter andare in un ristorante e trovare un bagno accessibile. Un viaggio a favore della disabilità, ma non solo. Raggiungeremo Pescara. A Pescara, insieme a Thomas Panto e al presidente della provincia di Treviso, consegneremo un contributo importante che la provincia di Treviso ha raccolto da parte proprio dei cittadini trevisani per ricostruire una scuola del comune di Ocra che è stato duramente colpito dal terremoto.